Semplicemente non è che ci candidiamo per sfasciare o per cambiare tutto, soltanto forse di attualizzarlo in determinate cose che gli sci club ci stanno chiedendo, ovvero un po' più di trasparenza, un po' più di sinergia, di parlare la stessa lingua con determinati programmi, condividere le cose per tempo prima che succedano, quindi cercare di coinvolgimento con tutti gli club che stanno operando nel settore agonistico, ma nello stesso tempo non vorremmo tralasciare tutti quei piccoli club che possono essere di pianura ma anche di montagna, che fanno fatica e servono per dare linfa vitale poi a quello che è l'attività di agonismo ad alto livello. Quindi queste sono le cose, poi certe altre attività, dai giudici alle scuole, è molto vasto e saranno molto difficili i prossimi anni, perché insomma, sappiamo tutti che l'economia non è che sia così rosea e i costi stanno lievitando, e quindi vorremmo interagire con chi opera, con tutti gli attori del sistema, che possono essere dalle società impianti piuttosto che la Fisi stessa, dalla Coscuma, da tutte le discipline che rivestono la federazione, dargli il valore giusto che devono avere e quindi proporci in questa maniera.